benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A San Pietro, senza sosta, l'omaggio alla salma del Papa. Migliaia i fedeli in fila per ore provenienti da tutto il mondo. Previsto fino a 1 milione di persone per i solenni funerali di sabato. Parteciperanno delegazioni da 170 paesi. Putin manderà una ministra. A Roma per rendere omaggio a Francesco e assistere ai suoi funerali. Tanti i siciliani in viaggio verso la capitale o già arrivati. A Catania turisti, fedeli e curiosi in chiesa in via Crociferi per ammirare la coppia di una tela amata dal Papa. Cronaca a Palermo, incendio in un residence di Villette in viale Regione, morta una donna di 80 anni. Le fiamme spente in serata, riprese nel corso della notte. Incidenti sul lavoro, l'operaio che ieri ha perso la vita a Adrano è il terzo morto di quest'anno solo nella provincia di Catania. Largamente insufficienti gli ispettori, i sindacati chiedono l'intervento della prefettura. Aumenta il numero di denunce da parte di donne vittime di violenza di genere. Oggi un nuovo caso nel Palermitano con un uomo arrestato e una donna in ospedale. Miss Mary, respinte dai familiari di Sara Campanella le scuse dei genitori di Stefano Argentino, il femminicida della giovane uccisa a Messina a fine marzo. Non sono scuse sincere, dicono, rifiutandole. A Catania, di nuovo in piazza, i dipendenti dell'Oda, l'Opera Diocesana, reclamano 6 mensilità arretrate. In Sicilia intanto è boom di assunzioni in primavera, oltre 96.000 nuovi posti di lavoro secondo l'Union Camere. Calcio, il Catania non fa calcoli in vista dello scontro diretto di domenica in ottica play-off con il Potenza per l'ultima giornata di stagione regolare. Con una vittoria i rossazzurri sarebbero certi del 5° posto. Trasferta vietata ai tifosi etnei. Telecolor trasmetterà la partita in diretta. Bentrovati. A San Pietro pure stamattina migliaia hanno reso omaggio alla salma del Papa mettendosi in fila anche per 5 ore. Da ieri si calcola più di 50.000 persone. I fedeli che sabato mattina parteciperanno ai funerali solenni arrivano da tutto il mondo. Argentina, Perù, Messico, paesi asiatici. Attesi capi di Stato e di governo di 170 paesi. Dalla Russia la ministra della Cultura Lyubimova. Ci sarà anche il rabbino capo di Roma di Segni, ma nessun rappresentante di Israele. A Roma, per rendere omaggio a Papa Francesco e assistere ai suoi funerali, tanti siciliani in viaggio o che già si trovano nella capitale. C'è anche chi si era organizzato per trascorrervi i ponti di fine mese o per partecipare al giubileo e si ritrova invece a vivere un evento storico. Per il ministro della Protezione Civile Musumeci ci sarà fino a 1 milione di persone il giorno delle esequie del Pontefice a Roma. Adelaide Barbagallo. Sono tanti siciliani che si stanno mobilitando col desiderio di partecipare ai funerali di Papa Francesco, ma dall'isola raggiungere la capitale in questi giorni non è un'impresa facilissima. La coincidenza, il giubileo, il lungo ponte il 25 aprile non rendono agevole trovare una struttura ricettizia a Roma all'ultimo momento. E poi c'è il costo dei voli, oltre 300 euro più quello degli spostamenti. Eppure sono ore di partenza, moltissimi, soprattutto i pullman, che sono in viaggio con a bordo scout, tantissimi giovani e fedeli. Era già tutto organizzato per partecipare in piazza San Pietro il 28 aprile alla canonizzazione di Carlo Acutis. Doveva essere proprio Papa Francesco a proclamare santo il ragazzino morto a 15 anni per una leucemia fulminante, ma l'evento è stato spostato a data da destinarsi, non il giubileo degli adolescenti che si terrà. In migliaia dunque si ritroveranno ad un evento non previsto, i funerali di Bergoglio. Da Catania sono arrivati già nella capitale tutti i fedeli che avevano prenotato il pellegrinaggio diocesano. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci
annunciato che ci saranno più treni per chi volesse utilizzare questo mezzo e stima 1 milione di fedeli a Roma. Per accedere in piazza San Pietro c'è tutta una trafila e non è detto che tutti possano riuscirci. Ci saranno cardinali, arcivescovi, sacerdoti, capi di Stato, ciascuno nel proprio settore. Tutti i volontari della Protezione Civile sono mobilitati, compresi quelli della Sicilia già partiti. Daranno supporto sino al 27 aprile. Catania, Salus Populi Romani, si chiama così una copia della tela cara a Papa Francesco, che adesso è esposta nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi. Sono tanti i turisti, i fedeli, i curiosi in visita ad ammirare il dipinto. Tonino De Mana. E la chiesa catanese di San Francesco Borgia sta diventando meta di pellegrinaggio e devozione per la presenza al suo interno di questo quadro, copia cinquecentesca della tela Salus Populi Romani, talmente amata da Papa Francesco da affidarsi prima e dopo ogni viaggio apostolico. In un certo senso c'è un legame tra la basilica romana di Santa Maria Maggiore, dove verrà tumulato Franciscus, e la chiesa che sta affaccia su via Crociferi. È un quadro che arrivò a Catania nel 1564, donato da Francesco Borgia, poi è passato in diverse chiese gesuite fino a giungere nel 1700 nella nuova chiesa che di fatto è dedicata a San Francesco Borgia e è uno dei tanti siti che fanno parte del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Piano piano che si diffonde la notizia, turisti, fedeli e curiosi si stanno recando in visita per guardare e fotografare il dipinto. L'importanza che i catanesi stanno riscoprendo è questo quadro che ci riporta a Papa Francesco. Era amato da Papa Francesco perché probabilmente Papa Francesco aveva, nell'amore, nella semplicità di questo quadro aveva la sua essenza. Proprio per questo siamo venuti qui ad ammirare questo quadro nel suo ricordo. E questa è una cosa anche che va a valorizzare la città di Catania. In questa chiesa, il 4 novembre del 1801, venne battezzato un illustre figlio di Catania, Vincenzo Bellini. La chiesa è quella di San Francesco Borgia in via Crociferi a Catania, appunto. Passiamo alla cronaca. Palermo, incendio in una residence di villette di Viale Regione, morta purtroppo una donna di 80 anni. Il rogo si è verificato ieri pomeriggio sulla bretella accanto all'autostrada per Mazara. Le fiamme spente in serata hanno ripreso consistenza nel corso della notte. Marco Gullà. L'incendio, le fiamme che divorano parte della casa, il solaio che crolla. A Palermo ieri nel tardo pomeriggio una donna di 80 anni, Vita Turrita, è morta nell'incendio della sua abitazione che si trova accanto all'autostrada Palermo-Mazzara, poco prima della svolta a destra per Tommaso Natale. Era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50, entrambe intossicate dal fumo e portate d'urgenza al policlinico. Non sono in pericolo di vita. Nel rogo la donna è rimasta intrappolata ed è morta schiacciata dal crollo del solaio che ha ceduto per le fiamme. La villetta fa parte di un complesso di casa a schiera a 2 piani. La donna probabilmente si trovava al piano più alto. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. La prima telefonata al comando dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17. Sul posto sono giunte 3 squadre di pompieri, più mezzi di supporto e ambulanze del 118. Torniamo a Catania. In Sicilia prima si moriva di fame, adesso si muore di lavoro. Il grido dei sindacati dopo l'ennesimo incidente mortale in un cantiere edile ieri a Adrano. L'aumento del lavoro delle imprese di costruzione fa purtroppo crescere anche il rischio di morti bianche. Chiesto un tavolo permanente in prefettura a Catania. Eva Spampinato. Questa è una provincia dove fino a qualche anno fa si moriva di fame, oggi il rischio è che si muore di lavoro. Sono ancora sotto shock i colleghi e gli amici di Antonio Rapisarda, l'operaio edile prossimo alla pensione morto ieri in un cantiere sulla strada Adrano-Bronte in provincia di Catania. Un allarme che cresce in Sicilia dove dall'inizio dell'anno sono già decine le vittime, 3 incidenti mortali in appena 4 mesi nella provincia di Catania, 5 fra Palermo e Trapani. Sono delle fatalità che possono accadere, ma il più delle volte di fatto c'è una cultura della sicurezza che manca. Agricoltura ed edilizia, i settori più a rischio. In quest'ultimo caso aumenta esponenzialmente il lavoro, ma rimangono al palo controlli e numeri di ispettori. Solo 9 nella provincia di Catania, 64 in tutta la Sicilia.
Oggi in provincia di Catania siamo in presenza di quasi 3.000 ditte. Fortunatamente il settore dell'edilizia, grazie al PNRR, grazie alle opere pubbliche, grazie alle opere private, si è sbloccato, però bisogna davvero stazionare i cantieri, bisogna controllarli. I cantieri, tra l'altro, sono diventati anche multiculturali. Egiziani, turchi e cingalesi sono operai specializzati, mentre i senegalesi e i ghanesi sono in fase di formazione. Ma un maggiore aggravio di responsabilità, perché è un cantiere dove si parlano più lingue, più dialetti, per cui spesso anche le comunicazioni non sono semplici. I sindacati chiedono un tavolo permanente in prefettura. Deve coinvolgere tutte le strutture che si occupano di sicurezza. Di fatto i controlli non riescono a essere fatti perché di fatto è troppo poco il personale che riesce a controllarli. Intanto in Sicilia aumenta anche il numero di denunce da parte di donne vittime della violenza di genere, quanto risulta da un rapporto della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Oggi un nuovo caso nel Palermitano con un uomo arrestato e una donna in ospedale. Maglio Viola. Scatta un nuovo codice rosso nel Palermitano e una donna viene sottratta al compagno violento per essere inserita in un programma che le permette di essere protetta e allontanata proprio dal compagno. È successo ad Altofonte, paese alle porte di Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver picchiato la compagna di 33. La donna è stata trasportata in ospedale con lesioni guaribili in 15 giorni, mentre per l'uomo si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. Le procedure del codice rosso sono ormai standardizzate e le forze dell'ordine sanno come operare. Lo dimostrano anche i dati sulla violenza di genere. L'ultimo rapporto presentato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale parla di un aumento esponenziale delle denunce da parte delle vittime e di amici, parenti e conoscenti. Questo ha portato ad un maggior numero di reati perseguiti e di donne aiutate e a un minor numero di vittime, anche se ancora inaccettabile. Sono state 113 le donne uccise nello scorso anno, 99 di queste in ambito familiare o comunque affettivo, ma soltanto 61 sono state uccise da partner o ex partner e per questo inserite nelle statistiche del nuovo reato di femminicidio. Parallelamente sono stati raddoppiati gli ammonimenti e triplicati gli allontanamenti da casa del coniuge violente in base alla legge sul codice rosso. Resta da lavorare sugli eventi sentinella, ovvero molestie, stalking, atti persecutori e perfino violenze sessuali, il cui numero resta stabile nel tempo. A Misilmeri, respinte dai familiari di Sara Campanella le scuse dei familiari di Stefano Argentino, il femminicida della giovane uccisa a Messina a fine marzo. Non sono scuse sincere, dicono rifiutandole. Marco Gullà. Le circostanze e i comportamenti successivi al grave fatto delittuoso escludono si tratti di scuse sincere. Ribadiamo che le scuse dovevano arrivare il giorno dopo il delitto e non adesso. A parlare Giampiero Campanella, cugino di Sara, uccisa da Stefano Argentino. Il cugino di Sara, contattato dalla nostra redazione, non vuole più esporsi, ma ribadisce che la famiglia Campanella non accetta le scuse che sono arrivate tramite una lettera da parte della famiglia del killer, della studentessa di 22 anni. Di Misilmeri. Tramite il loro avvocato, i genitori della 22enne hanno spiegato di ritenere quelle scuse un atto dovuto. Se fossero state sincere, e il loro ragionamento, sarebbero arrivate prima. Per i genitori di Stefano Argentino, invece, il tempo trascorso è stato solo un segno di rispetto. Quelli trascorsi, scrivono nella lettera che è stata rifiutata dai Campanella, sono giorni in cui il vostro immenso dolore meritava solo silenzioso rispetto, almeno da parte nostra. Anche l'avvocato di Argentino ha voluto inviare una lettera alla famiglia Campanella in cui spiega come nel difendere il suo assistito si ricorderà sempre di confrontarsi con un uomo che ha spento, al di là di ogni irragionevole motivo, il sorriso alla vostra Sara. Siracusa, nell'udienza di convalida dell'arresto in tribunale, Francesco Milici smentisce il movente passionale. Dice di aver ucciso a Francofonte il 17enne per difendersi da un'aggressione e i legali del giovane accusato di omicidio volontario ribadiscono al nostro TG: non voleva uccidere. Francesco Aloi. Nessuna ragazza contesa. Francesco Milici, il 22enne accusato di avere ucciso il 17enne Nicola Lucifora, nell'udienza di convalida smentisce questa versione. Il movente sicuramente non è di natura passionale, non possiamo assolutamente parlare di gelosia. È un movente totalmente diverso rispetto a quello che è stato prospettato. Milici quindi avrebbe agito per legittima difesa. Quella sera era con la sua ragazza quando sarebbe stato avvicinato dalla vittima, che era con altre 3 persone. Una di queste lo avrebbe colpito al volto con un tirapugni.
Il Milici subito dopo l'aggressione ha chiesto aiuto, ha chiesto soccorso, ha subito chiamato la mamma si è precipitata subito sul luogo e l'ha portato e l'ha condotto subito in ospedale. In ospedale ha collaborato. Ma sarebbe stato minacciato anche prima, mentre era al lavoro. Il motivo però non è ancora dato saperlo. Questo, se accertato, come detto prima, potrebbe davvero portare una svolta alle indagini. Davanti alla procuratrice capo e al GIP, Milici ha risposto a tutte le domande. Adesso comunque si trova in carcere a Cavadonna con l'accusa di omicidio volontario. Martedì prossimo intanto ci sarà l'autopsia per capire con quante coltellate è stato ucciso Nicola. A Adrano beni per 1.300.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 2 esponenti di spicco del clan mafioso degli Scalisi, legato alla cosca catanese dei Laudani. I sigilli sono stati posti a 6 fabbricati, un terreno, 3 auto, una ditta per il trasporto e conti bancari. La classificazione del ponte sullo stretto come opera strategica in caso di emergenze anche militari ha provocato una nuova reazione dei comitati no ponte. A Messina, a conferenza stampa, si prepara una diffida al governo. Francesco Triolo. Il ponte sullo stretto di Messina è un'opera strategica in caso di calamità naturale, in caso di conflitto bellico. A riconoscerlo è un documento pubblico firmato dalla Premier Meloni e dal Ministro per le Infrastrutture Salvini. Si chiama IROPI ed è il documento che sancisce le ragioni imperative di interesse pubblico per le quali l'opera si deve fare e che è stato consegnato al Ministero dell'Ambiente e poi alla Commissione Europea per lo sblocco delle pratiche di incidenza ambientale del ponte sullo stretto, un documento contestato dalle associazioni no pontiste che questa mattina al comune di Messina hanno spiegato le loro ragioni. Sinceramente è ridicolo affermare che con il ponte si risparmierebbero da 2 a 4 giorni per l'arrivo dei soccorsi in caso di calamità. Abbiamo una rete infrastrutturale stradale interna che è assolutamente carente. Se vogliamo risparmiare tempo dobbiamo investire lì dove il tempo si perde, non nei 3 chilometri di ponte. Sotto il profilo militare non si riescono a trovare i documenti citati dal governo rispetto all'Unione Europea. Lo stesso vale per ciò che riguarda la NATO e il ponte sarebbe un obiettivo sensibile molto difficile da difendere in caso di conflitto e l'altezza del ponte è insufficiente per le portaerei più grandi della classe Nimitz della flotta statunitense. Il Comitato ha annunciato quindi l'intenzione di avviare una serie di iniziative anche giudiziarie. Diffidare il governo dal procedere, il CIPES, cioè dal procedere all'approvazione del progetto, perché riteniamo che non ci siano i presupposti. Se dovessero procedere, ovviamente noi agiremo in tutte le sedi perché legittimamente questo progetto non può essere approvato. A Catania di nuovo in piazza i dipendenti dell'ODA, l'opera nonostante le rassicurazioni dell'arcivescovo Renna, attendono da 6 mensilità di essere pagati. Scioperiamo e lavoriamo, ma siamo schiacciati dai debiti. A mezzogiorno corteo della prefettura fino all'arcivescovato. Tonino De Mana. Stipendio uguale dignità e rispetto. Il DURC pagatelo con i vostri stipendi e poi, con tutti i debiti che ho, non riesco a riposare la notte, ma la mattina sono qui a lavorare. Sono soltanto alcuni degli slogan dei dipendenti ODA, opera diocesana senza salario, da ben 6 mesi. Nonostante le rassicurazioni a Natale, Sant'Agata e Pasqua, eccoli in corteo. Per loro quasi una via crucis con un cartello che raffigura simbolicamente un lavoratore che porta addosso una croce, schiacciato dal peso e dai debiti. La cosa più scandalosa è proprio questa, anche l'arcivescovo continua a dare promesse, a fare promesse su promesse, è veramente scandaloso, noi abbiamo bisogno di certezze, il tempo passa, i debiti si accumulano. Noi andiamo a lavorare tutti i giorni, siamo presenti sul posto di lavoro perché altrimenti i nostri ragazzi verrebbero totalmente abbandonati, sono già abbandonati a livello di terapie perché terapisti c'è stato il fuggi generale perché ovviamente siamo seccati, siamo stanchi.
stanchi. Questo è sconfortante, credetemi, sconfortante. Hanno sperato fino all'ultimo, hanno atteso i bonifici, ma non è arrivato nulla. Così non rimane che scioperare, ma senza astenersi dal lavoro, perché loro garantiscono servizi sanitari essenziali. A portare la solidarietà anche un paziente, uno dei tanti in carico ai lavoratori ODA. Ho dovuto dire io che non venivo in ODA per essere qui. Questi lavoratori sono stanchi di ricevere promesse a Natale, a Sant'Agata, a Pasqua, eppure non percepiscono nulla. E questo è quello che è il mio rammarico e per questo sono qui. Intanto in Sicilia in questa primavera si registra un boom di assunzioni. I dati di Unioncamere elaborati da Assoesercenti parlano di oltre 96.000 posti di lavoro nuovi. Maglio Viola. Sarà una primavera di assunzioni in Sicilia, sta per arrivare un boom da oltre 96.000 posti di lavoro. I numeri emergono da uno studio di un'associazione datoriale, Assoesercenti, che elabora dati Unioncamere. Nel trimestre appena iniziato si prevedono 96.190 nuovi assunti. A trainare l'occupazione stagionale sono il settore turistico e quello dei servizi, seguono soltanto al terzo posto il commercio e al quarto le costruzioni. Le micro e piccole imprese assorbono circa il 75% delle previsioni di assunzione, mentre il 25% viene assorbito dalle medie e grandi imprese. Le province che fanno la parte del leone sono naturalmente Palermo e Catania, ma mostrano buone performance anche province più piccole come Trapani e Siracusa. La necessità di investire in formazione e orientamento, facendo emergere per l'appunto delle figure professionali con delle specializzazioni. Se le notizie sono buone, occorre però guardare anche il rovescio della medaglia, ovvero il fatto che si tratta di assunzioni di persone non specializzate, mentre mancano le figure specializzate. La vera sfida che come Assoesercenti poniamo è quella di tradurre la domanda stagionale in occupazione stabile, sostenendo le imprese virtuose e cercando di prevedere sgravi e assunzioni a favore delle imprese che investono. Ma questa occupazione, per quanto positiva, resta stagionale e dunque precaria per sua stessa natura. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, lascia il suo incarico per andare in pensione. Lunedì prossimo il saluto di commiato. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Catania che prepara la trasferta di Potenza senza fare calcoli, mentre a Trapani arriva il prolungamento per Aronica. State con noi, a più tardi. Calcio, il Catania prosegue la preparazione in vista della partita di domenica a Potenza. Con una vittoria i rossazzurri sarebbero certi di arrivare quinti. Guglielmotti verso il recupero, trasferta vietata ai tifosi del Catania. Il match sarà trasmesso in diretta da Telecolor. Marco Carli. Niente calcoli non sono nella filosofia di Toscano e dunque della sua squadra, ma i rossazzurri sanno che dopo i risultati della giornata precedente, indubbiamente favorevoli al Catania, l'unico modo per non farne realmente di calcoli è vincere al Viviani domenica, vendicando così anche la sconfitta dell'andata. Per la verità, anche un pari col Potenza potrebbe garantire il quinto posto, ma serve che neppure il Benevento vinca. Ci sono poi le varie eventualità legate sempre al pari e anche ad un'eventuale sconfitta che farebbero oscillare il Catania fra il quinto e l'ottavo posto. Ma ripetiamo, l'idea al momento non sfiora il gruppo concentrato sulla partita ormai da più di una settimana. Inoltre il periodo è completamente diverso rispetto a quello che caratterizzò la partita di andata, giocatori recuperati, l'ultimo in ordine di tempo è Guglielmotti, di cui ovviamente va dosato il minutaggio e che tornerà utile per i play-off soprattutto, e risultati importanti, una sola sconfitta negli ultimi 10 turni e soprattutto un cammino da promozione diretta in trasferta nell'ultimo periodo. Intanto, alla luce della rivalità fra le tifoserie del Catania e del Foggia, le gare Potenza Catania e Picerno Foggia si giocheranno senza la presenza dei tifosi ospiti. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro, in quanto Potenza e Picerno distano solo una ventina di chilometri. La decisione va spiegata. Il provvedimento iniziale prevedeva la possibilità per le tifoserie foggiane ed etnea di assistere alle partite se in possesso di tessera del tifoso. In seguito le questure di Foggia e Catania sono venute a conoscenza della possibilità di scontri anche fra tifosi fidelizzati. Da qui è arrivato il nuovo provvedimento di divieto.
La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Telecolor, lungo pre-gara dalle 19 e poi la cronaca e infine le interviste in anteprima ai protagonisti dell'incontro. E ora il Trapani, alla vigilia della partita decisiva per la conquista dei playoff, il presidente Antonini ha prolungato fino al 30 giugno del 2026 il contratto del tecnico Salvatore Aronica. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, prossima edizione alle 20, buon pomeriggio.